Anche quando l'alba non è ancora spuntata, non sei mai solo in Borgo Stazione, non solo perché c'è l'esercito a pattugliare queste vie, ma soprattutto perché qui, sin dalle 5:30, apre il bar di Kai il cinese. Ciao. Kai è una persona molto discreta e parla poco la nostra lingua, ma sa farsi capire benissimo da una clientela di mezzo mondo. Ed è anche questo il nuovo volto del commercio in questo quartiere che non dorme mai e dove lui e il figlio Kai Fan Fang sono disponibili 365 giorni l'anno. Quella che non si può chiamare sostituzione etnica è di fatto già avvenuta e da tempo proprio in Viale Leopardi, dove i commercianti italiani si contano ormai sulle dita di una mano. Ma il quotidiano che arriva puntuale qui ogni giorno appena dopo l'apertura segna una profonda connessione con questa città, anche se magari con i suoi lati di cui non sempre parliamo con la sufficiente attenzione e che forse sfuggono a molti. In albanese mirdita, in italiano buongiorno. Stamattina ho fatto tardi, però sono arrivato. Maddaloni Caserta. Cosa fai qua a Udine? Sto cercando lavoro come cuoco. Sto pensando di andare a Legnano Sabbia d'Oro. Una storia ancora tutta da raccontare, quella del commercio nel quartiere della Stazione, dove già negli anni 90 arrivarono i primi commercianti stranieri. E tutti qui ricordano con affetto l'algerino Bubir, che proprio negli anni 90 aprì il primo kebab. E proprio arabi sono i barbieri che numerosissimi sorgono intorno alla zona di Via Roma. Ciao Marco, salam alaikum. Io sono qua da 2015. Anche tanti italiani? Tutti, di più gli italiani. Però io la porta aperta da qualsiasi, quelli che vieni da me, un braccio aperto. Ecco, come questa macchinetta, si chiama Babyliss Pro, l'Uol, che era americana, no? Però di materiali professionali, no? Prima mano con la lama e dopo usiamo questa, così non mi irrita il pelle, no? E quindi qui si raccolgono le offerte per la moschea? Una settimana, una decina di giorni arriva Ramadan. Quindi alcune persone che non hanno le famiglie, non hanno moglie a casa o vivono anche da solo, si lavora tutta la giornata e torna di sera a casa, non trova il mangiare pronto, quindi la moschea, qualsiasi moschea, si prepara un po' di mangiare per le persone. Coniugare solidarietà e commercio, la missione di questa comunità di esercenti stranieri di un quartiere in cui però i problemi sono numerosi e lo sono stati ancora di più nel recente passato, quando proprio su queste strade e su questi marciapiedi insistevano addirittura piccole bande poi sgominate di spacciatori. Droga, sesso, rock and roll. Gigi queste cose le conosce personalmente perché lui ha non uno ma 2 locali in Via Roma ed era lui stesso ogni santo giorno a invitare quei ragazzi ad allontanarsi. Ma da quell'ormai lontano 2019 segnato dall'operazione Magnolia ordinata dalla Questura e la Procura, le cose sono cambiate radicalmente. L'ingresso della città di Udine. Per chi arriva in treno da tutta Italia, arriva qua in questo piccolo mondo nuovo. Qui su entrambi i locali c'era lo spazio, anzi proprio qua dove siamo ora, lo Starbucks, essendo una zona di passaggio via Roma dove c'è la stazione, qui abbiamo 2 stazioni, la stazione dei corrieri e la stazione dei treni. Con l'occasione di sabato 9 marzo vi invito a venire qui a Borgomondo, qui in via Roma, ad accertarvi coi vostri occhi che le cose sono cambiate. Non ascoltate solo le parole degli altri, venite voi stessi, perché chi meglio di voi può sapere come sono le cose. Non toglietevi dei piaceri, tornate alle famiglie, anche a fare le passeggiate nel pomeriggio, vengono qua, mangiano il gelato, chi si mangia la burger, chi si mangia il pollo e finalmente anche qua vediamo i compleanni dei bambini. Vi invito a fare quello che ho fatto io e tanti altri imprenditori, grossi imprenditori, venite qui a investire in Borgomondo. Io non credo che il problema sia di chi governa oggi, penso solo che sia un alibi per non tirarsi fuori da
una situazione in cui le idee muoiono all'istante, perché uccise da un malessere che oscura anche gli sguardi. C'è chi avrebbe il fegato, chi solamente il cuore, c'è chi alzerebbe il tono della voce per gridare, ma il fatto è che il paese dove vivo è nato male, la mentalità di un pesce che vive in un canale, è una questione di colori che se ci pensi sono importanti, possibile che non pensiamo più, che li lasciamo andare avanti, se non combatti più è perché qualcuno l'ha già fatto al posto tuo, ma la pace è finita, la pace è finita. Ciao Marco, salam alaikum.